l'incontro di oggi con due parole sul nostro ospite e amico anche. Di tutto. Mario Allegri, che italianista veronese, allievo di Gilberto Lonardi, ma attivo oltre che all'università anche nella Società Letteraria di Verona, che è un ente importante nella vita non solo culturale, credo, cittadina, e attivo anche nella vita civile. Il profilo culturale di Allegri è il profilo di un italianista un poco inconsueto, nel senso che la sua specialità, condivisa da pochi, è una versatile narrativa critica tra cultura di lingua italiana e cultura di lingua tedesca e specialmente austriaca. Allegri è un trentino, è un veronese, ma di cittadinanza ideale trentina. Verona l'ho già nominata, quanto sei esigente. Devi consentire di dire delle sciocchezze. La mia patria. Ma i professori devono dire delle stupidate. Allora stiamo allegri, benissimo. Dicevo, è molto, ho detto erroneamente, di Rovereto, perché a Rovereto ha svolto una grande attività presso un bell'istituto, l'equivalente di questo istituto veneto, su una scala più ridotta ma molto attiva, che è l'Accademia degli Agiati, che già dalla parola si capisce che è un'accademia invidiabile. E a parte questo, lì ha fatto molte iniziative, forse più a Rovereto che con l'Università di Verona, se non lo so adesso, molte iniziative assai vivaci alle quali anche io qualche volta ho avuto occasione di assistere. Allegri, non vi faccio la lista dei suoi peccati accademici, però non posso fare a meno di ricordare un piccolo testo del grande storico veneziano di secondo Cinquecento, il Paruta, del quale Paruta Allegri ha pubblicato un piccolo testo che si chiama Il Soliloquio, testo che io non ho conosciuto grazie a questa edizione e che a me almeno fa pensare a un'opera letteraria e morale a livello del Secretum di Petrarca. In tempi più vicini, avvicinandoci nel tempo, voglio dire, Allegri si è occupato di Nievo, di Ippolito Nievo, di futurismo, e molto si è occupato del Tommaseo, guarda e forse ci ascolta nei pressi, e devo dire che il suo interesse per Tommaseo, se posso fare una confessione non troppo grave di tipo personale, mi ha contagiato. Quindi tu sei. Con questa cautela ti do subito la parola, ringraziandoti. Bene, grazie dell'invito, buonasera a tutti e grazie a Francesco Bruni, che è più che un amico, e grazie appunto dell'invito. Ecco. La storia che raccontiamo qui oggi è la storia esaltante, secondo me, e invero un po' dimenticata, di un viaggio e di viaggiatori, in qualche caso davvero avventurosi, che hanno inciso profondamente sulla civiltà e sull'immaginario europei tra il Cinquecento e il Settecento, con un'inerzia che si trascina certamente meno vistosa, meno spettacolare,
ben oltre questi termini cronologici, nell'area austriaca e nell'est europeo slavo, ancora ad 800 inoltrato. È il viaggio che la cultura italiana intraprende per irresistibile forza espansiva, per prestigio riconosciuto, in buona parte anche per necessità, nel momento più buio per le sorti politiche del Paese, la perdita, che sarà plurisecolare, dell'indipendenza fissata per convenzione nella data di Cateau-Cambrésis 1559, che consegnava soprattutto alla Spagna un predominio quasi integrale nella penisola, poi ceduto dal Settecento in poi agli Asburgo austriaci. Il momento più umiliante per l'Italia viene cioè a coincidere paradossalmente con l'avvio di un irradiamento in ogni ambito artistico della sua cultura, che investirà nel giro di 2 secoli tutte le latitudini europee, come è visibile anche dalla mappa degli spostamenti dei viaggiatori nostri, dei viaggiatori italiani, che ho tentato di tracciare per darvene una maggiore visibilità e anche ad occhio si vede che questi spostamenti sono numerosissimi e si incrociano soprattutto continuamente in un andarivieni che senza sosta. Un irradiamento che si potrebbe tradurre nella metafora hegeliana della nottola di Minerva che si alza in volo al calar del crepuscolo, cioè il fenomeno per cui ogni civiltà o movimento di pensiero giunti al culmine della loro grandezza e al principio del loro tramonto, quando una certa condizione storica è già trascorsa o sta per farlo, conoscono una capacità di espansione e di propagazione che ne prolunga esternamente gli effetti. Fa scuola la celebre sentenza di Orazio, Grecia capta ferum victore cepit. Ebbene, qualcosa di simile avviene tra 5 e 600 e poi oltre per la cultura italiana nel momento del suo ultimo splendore, a dispetto di una definitiva minorità politica. È l'Italia del manierismo e del barocco, forse meno abbagliante di quella umanistico-rinascimentale, peraltro più elitaria e più circoscritta, ma certamente in grado, cito Fernand Braudel, di far più rumore fuori dei suoi confini. L'Italia che fa più rumore fuori dei suoi confini, tanto da sovvertire per l'ultima volta, ma in maniera globale come mai prima di allora, tutta l'arte d'Europa e di investire con questo benefico vento meridionale ogni aspetto del quotidiano. L'Italia che, consapevole ed orgogliosa del proprio primato culturale, assicuratalo da tempo dallo splendore della stagione umanistico-rinascimentale, l'Italia che crea il teatro moderno, che inventa l'opera, che diffonde in tutto il continente la musica, che avvia la ricerca scientifica sperimentale, che crea la scienza moderna e paradossalmente, visto che ha perduto l'indipendenza, insegna ai nuovi padroni della scena politica europea come si organizzano gli apparati burocratico-amministrativi dei governi. Funzionari di prestigio, ma anche umili burocrati, scrivani, copisti, archivisti, bibliotecari, cancellieri, che non trovano più lavoro nelle corti italiane, sempre più asfittiche e in difficoltà economiche,
imprimono il loro sigillo sull'organizzazione della macchina governativa delle realtà di approdo. E pervasiva ed imponente è la loro presenza, per esempio, nella burocrazia imperiale asburgica. Ecco, grazie all'esperienza nostro, il primato italiano, che sarà conteso dalla Francia solo molto dopo, solo più di un secolo dopo, è quasi un dogma nell'area austro-tedesca e poi slava, ancor più ribadito ad opera della cultura barocca e più avanti arcadica, che fin quasi all'Ottocento dilaga in quest'area con una forza affermativa persino superiore rispetto all'epoca, diciamo, rinascimentale precedente. Tasso, Sarpi, Bruno, Galilei, Campanella, Tiziano, Monteverdi, Giovan Battista Guarino, Marino, quest'ultimo pur con forti resistenze nell'area protestante, nei loro ambiti rispettivi sono l'incarnazione più manifesta e concreta di questa superiorità italiana, evidente nella ricezione persino del nostro romanzo barocco, che è tutto dire, il nostro romanzo di Giovan Francesco Loredano, di Giovan Francesco Biondi, Girolamo Brusoni, Maiolino Bisaccioni, Francesco Pona, Ferrante Pallavicino, presente regolarmente nelle biblioteche storiche tedesche, come ho potuto personalmente verificare, forse ancor più che in quelle della penisola. Una superiorità, dicevo, tradotta anche in una larga diffusione della nostra lingua, che talvolta sostituisce addirittura il latino nelle comunicazioni tra scienziati, come ad esempio fra lo storico e scienziato Marcus Welser nelle lettere a Galilei, scritte in italiano, o nelle prediche religiose, nei sermoni penitenziali, nelle dispute morali che a Vienna si tengono giornalmente a corte. Scrivere o verseggiare in toscano, come si diceva in Germania, sarà l'ambizione di tanti tedeschi. È un'abitudine quasi quotidiana nelle corti austriache del Settecento e ancora nell'Ottocento. Questo l'ho proprio verificato fino alla vigilia degli anni 40 dell'Ottocento per quel che riguarda l'Austria, dove i virtuosi trattenimenti, i cimenti e gli esercizi melici in italiano, più che un esercizio poetico, sono una vera e propria cifra elettiva, un tratto di distinzione, un comportamento. A Vienna e in Germania si va, insomma, potremmo dire, per parlare italiano. E di certo gli italiani non si sforzano di imparare e praticare una lingua, il tedesco, che a loro risulta gutturale, cito Zeno, lingua da far spiritare i cani, Algarotti, lingua di vandali feroci, Bettinelli, lingua di goti, Alfieri, e ancora me le sono segnate senza citare i vari autori, e ancora idioma indiabolato, fragoroso, disagradevole, ferino. Del resto, lo stesso Federico II di Prussia, che scriveva e parlava soprattutto francese, suggeriva nella sua Literatur allemande del 1780 il rimedio di generose iniezioni di vocali
per addolcire una lingua anche per lui tanto sgradevole all'orecchio. E si chiedeva l'imperatore, perché dire geben, sagen, nehmen e non gebena, sagena, nemena? Sarebbe più bello secondo lui, orrendo, io lo trovo veramente un bisticcio spaventoso. Aveva dunque ragione Lorenzo Magalotti quando nel 1675 dall'Austria scriveva al Granduca Cosimo III di non inviargli più le provvisioni per lo studio della lingua tedesca, dato che, cito, non è chi abbia viso e panni da gentiluomo che non parli correntemente e perfettamente l'italiano. Studiare il tedesco non serve. La pratica a Vienna non si può fare a meno che di non mettersi a conversare tra lacchè. E ricordava come in un circolo di consiglieri di Stato e in una riunione, diciamo, strategica militare, tutti tedeschi, la riunione si fosse svolta interamente in italiano, interamente in italiano. Insomma, come testimonierà Giovan Mario Crescimbeni alla fine del Seicento, la lingua italiana si professava quasi dappertutto in Germania e con un compiacimento che non aveva riscontro altrove in Europa. Lo testimoniavano il successo costante dei manuali di conversazione italiana, che risultavano sempre un buon affare per gli editori e per i librai e che avevano un tono più pratico e soprattutto, questo è molto interessante e decisivo, e soprattutto più colloquiale, affettuosamente, cordialmente colloquiale, rispetto a quelli per il francese e addirittura in certi con frequenti impronte dialettali per lo più venete e veneziane in modo particolare. Manuali di conversazione che erano d'uso nella famiglia di Goethe, dove già il padre aveva viaggiato in Italia molto prima del figlio e dove il maestro di casa Domenico Giovinazzi, uno dei tanti precettori italiani errabondi per le città tedesche, accompagnava la madre del poeta al pianoforte sui versi da lui cantati di Solitario bosco ombroso di Paolo Rolli. Una poesia, ve lo scriverà il vecchio Goethe, che ancora in età avanzatissima riconosceva e tornava a memoria alla lingua. Tornava alla memoria nella lingua originale, tanto l'aveva sentito suonare in casa. Erano dunque d'uso nella famiglia di Goethe ed erano d'uso anche, giravano moltissimo questi manuali anche in casa Mozart, dove in un particolarissimo Wellisch sta anche per Walchen, no? Quindi quel termine che poi è diventato dispregiativo per indicare gli italiani, Welschen adesso li chiamano, no? Ma allora i Walchen erano gli italiani, dove in un particolarissimo Wellisch, la lingua dello sberleffo, del divertissement, della confidenza più intima, il giovane Wolfgang, diciamo, corrispondeva con la sorella Nannerl. Aiuto questa samaritana che... Questo, grazie, forse è meglio questo. Questo, per esempio, è Pietro Metastasio, no? Uno
uno di quelli che non sapevano una parola di italiano. Del resto, anche i sinonimi usati normalmente dagli italiani, in patria e fuori, per l'aggettivo tedesco, parlano chiaro. Alemanno, che rinviava a qualcosa di ancora barbarico, mentre boreale o aquilonare, usati molto spesso, suggerivano un senso di lontananza e di valicabile estraneità. E poi i tedeschi, se non erano proprio ignoranti, vengono proprio definiti così dagli italiani, per gli italiani di quell'epoca, risultavano per lo più rozzi e pesanti, come scriveva Pietro Verri. La lentezza austriaca indispettiva Apostolo Zeno. Cito: «Qui non si conosce che il passo della testuggine e della lumaca». Lo storico e filosofo Pietro Giannone e i napoletani della sua cerca viennese si lamentavano, i napoletani, si lamentavano del disservizio postale e della burocrazia viennese. Nell'esercito imperiale asburgico, i condottieri più famosi, ormai privi di lavoro in Italia, portavano i nomi di Strassoldo, Montecuccoli, Piccolomini, Belgioioso, Rambaldo di Collalto, Eugenio di Savoia, che fu addirittura il riformatore dell'esercito austriaco. Più in generale, l'ingegno tedesco, per quanto solido, meritava al solito l'apprezzamento di tardo e soprattutto di macchinoso, limiti gravissimi agli occhi degli italiani, ma spesso, va proprio detto, ma spesso condivisi dagli stessi tedeschi. In quell'Italia cinque-seicentesca che aveva perduto l'indipendenza e che si stava avviando anche ad una profonda crisi economica, la cultura era ancora l'industria più fiorente, la risorsa maggiore, anche se per le mutate condizioni dei principati e delle corti, il suo prodotto era destinato per lo più all'esportazione. In Francia e in Spagna naturalmente, ma tuttavia in modo più selettivo, soprattutto in Spagna, ma soprattutto nell'area austro-tedesca, per il suo indiscutibile ritardo rispetto all'elaboratissimo gusto italiano, a quella capacità tutta italiana di intendere e di rielaborare artisticamente il quotidiano, decorative Lebenskunst, la chiamano i tedeschi, che creerà i presupposti di un mito tuttora resistente. Chi pratica la Germania, chi conosce i tedeschi, chi conosce il mondo tedesco, sa ancora che nonostante tutto, il mito dell'Italia che è capace, dell'italiano che è capace di ravvivare e di inventare il quotidiano, resiste tuttora. Io mi ricordo un mio studente, un laureato mio, che il primo anno l'aveva svolto ad Innsbruck, uno studente tedesco, e che si era trasferito a Verona. Io gli avevo chiesto perché. E lui mi ha detto: guardi, sono tornato in Italia per la piazza, perché mi piacciono le piazze. E noi le piazze, noi e in tutto il nord Europa, non ci sono più. Non esiste uno equivalente. Se conoscete Monaco, Marienplatz è bellissima finché si vuole, è tutt'altra cosa che le nostre piazze del Duomo, Piazza del Campo e le cose che pullulano di vita. E quello che interessava, per esempio, Goethe nel suo viaggio in Italia, non era tanto l'arte veneziana, eccetera, ma era lo scrive proprio, era il cicaleccio della gente durante il quotidiano. Tutto il giorno parlano
commerciano, si muovono, baruffano, litigano e poi vanno alla sera a teatro, scriveva Goethe, gli italienische Reise, vanno alla sera a teatro per vedervi rappresentata la loro vita quotidiana. Era più la vivacità e il brio che non i monumenti di Venezia che interessavano a Goethe. Vienna, Monaco, Salisburgo, Berlino, per noi oggi sono le capitali riconosciute della musica e del teatro. Ma dovremmo ricordare che la musica alla corte austriaca la introducono per la prima volta le principesse di casa Gonzaga, soprattutto Sforza e Savoia. Gli imperatori ingaggiano preferibilmente musici mantovani e strumentisti veneziani della Cappella di San Marco. Il teatro e l'opera italiani alla corte di Monaco sono introdotti nel Seicento da Enrichetta Adelaide di Savoia, elettrice di Baviera, che edificherà il Nymphenburg, il famoso Nymphenburg, e la Theatinerkirche. Insomma, a Vienna, come a Monaco, a Dresda, a Berlino e poi all'est, il teatro nostro, il teatro italiano, dilaga da questo momento. Architetti, scenografi che sono capaci di meraviglie sul palco. Forse vi ricordate di Amadeus, il film, no? Che pur con tutti i suoi limiti si vede il giovane Wolfgang che a teatro impazzisce come un bambino, si diverte, urla e strepita per le sorprese teatrali, Gli autori di queste sorprese teatrali sono in massima parte veneziani oppure veneti. E quindi il teatro dilaga, architetti, scenografi, diciamo capaci di meraviglie, ballerini, musici, costumisti, macchinisti, tecnici di scena, in gran parte veneziani, sono attratti da queste piazze molto più remunerative di quelle italiane ora in decadenza, specie nelle corti. Poeti drammatici e librettisti vi cercano fortuna o una mercede straordinaria, offrendosi di solennizzare con magnificenze ogni evento di corte, grazie anche proprio alle loro invenzioni. Si chiamavano proprio così. Non solo l'Hoftheater, cioè il teatro di corte, ma tutti i teatri di Vienna sono terreno di conquista per gli italiani. Su tutti il tanto vituperato Antonio Salieri, poeta cesareo, un ruolo che per quasi un secolo sarà dominio esclusivo degli italiani, ma soprattutto Apostolo Zeno, il più amato dal suo imperatore, il divino Metastasio, eccolo qui nella foto, nella stampa, il divino, Metastasio, che era ritenuto superiore addirittura ad Omero. Dalle sue stupende ariette, che qui confesso in pubblico, senza vergogna, mi mandano in estasi. Fino a qualche anno fa mi vergognavo a dirlo in pubblico. Poi ho scoperto che professoroni molto più prestigiosi di me le adorano e allora posso dirlo anche in pubblico. Dalle sue stupende ariette si estraggono degli aforismi e spunti di conversazione brillante da usare proprio durante il giorno. Immaginiamoci questi cicisbei con le dame, no? Che citano voce dal sen sfuggita.
È la fede degli amanti come l'araba fenice. O questo che magari stava corteggiando usa non parto, non resto. Oppure se a ciascun l'interno affanno. Sono versi di melodrammi, di ariette, di opere che però sono diffusi in una maniera vertiginosa e che vengono proprio usate nel quotidiano anche da questi tedeschi. Allora, l'abbiamo detto, soprattutto Salieri, Apostolo Zeno, il divino Metastasio, vediamo se ci riesco, magnifico, sono un tecnologico anch'io adesso. Lorenzo da Ponte, il delizioso librettista, no, di Mozart, lo conosciamo tutto, questo duo che è inscindibile fino a un certo punto e non si sa dove inizi la bravura di uno e dove termini, diciamo, quella dell'altro. No. Giambattista Casti, che poi viaggerà verso Mosca, San Pietroburgo, no? Giambattista Casti cita Lorenzo da Ponte, più infallibile a Vienna che il Papa a Roma. Questi sono i più celebri, ma non gli unici, ai quali passano il testimone i versi di Aminta del Tasso o del Pastor Fido di Guarini, la cui ricezione nell'area tedesca era stata immediata e straordinariamente diffusa. E di gran fama e considerazione godono anche poeti e librettisti come Carlo Innocenzo Frugoni, come Gabriello Chiabrera, Jacopo Vittorelli. Qui si potrebbe aprire una parentesi che è un po', diciamo, tecnica e un po' noiosa su un censimento che ho fatto, un censimento che sono riuscito a fare sui giornali tedeschi del Settecento, i giornali e le riviste tedesche e le gazzette del Settecento, per mettere a confronto le segnalazioni di testi italiani in Germania, contrapposte alle segnalazioni di autori tedeschi in Italia nello stesso periodo. Ne ho contate circa 900, molto estese anche, mentre dall'altra parte, dalla nostra parte, circa 180-200, che molte volte non sono altro che notiziole prese dalle gazzette tedesche e ricopiate tale quali senza nessun commento critico, senza nessuna valutazione. Ma questa è più roba da burocrate letterario. Le nascenti pinacoteche si riempiono di firme italiane. E cosa poteva esserci di meglio dell'arte italiane? In gran parte anche qui di pittori veneti. E potremmo continuare ed elencare tutta una serie corposissima di grandi nomi che soprattutto nel Settecento sono protagonisti sulla scena culturale, letteraria e artistica austro-tedesca. Occupano posti importanti nelle università tedesche. Ne cito alcuni alla rinfusa, perché ognuno di questi meriterebbe veramente molto commento. Ludovico Bianconi, Girolamo Tagliazucchi, Carlo De Nina, Bartolomeo De Felice, i fratelli Felice e Gregorio Fontana, Lorenzo Vallisnieri, eccetera, eccetera. Qui mi fermo per ragioni di tempo. Non senza ricordare però l'influenza profonda dall'Italia, degli scritti di Muratori, di Ludovico Antonio Muratori, che introduce in Austria il suo critico. È lui l'iniziatore, l'introduttore in Austria del metodo critico, come riconoscono
gli stessi austriaci, no, ed il prestigio universale di personaggi come Tiraboschi, come Alfieri, come Goldoni naturalmente, o dello stesso Casanova, che non sta male citare qui, perché è il prototipo più di ogni altro del tipo dell'italiano capace di incarnare quella che ho citato prima, la decorative Lebenskunst, cioè l'arte che dirige la vita e non il contrario. Ma quel che a me qui piace più sottolineare di questa Italia fuori d'Italia non sono tanto i grandi nomi, bensì una schiera fittissima, centinaia e centinaia, forse migliaia, come sostiene davvero Braudel, e come in parte ho potuto verificare io stesso negli archivi di Monaco, Vienna, Dresda, Berlino, Weimar, dove ho proprio lavorato su questi lasciti e su questi carteggi, di migliaia, centinaia o forse migliaia di situazioni locali che si mescolano e si intrecciano senza sosta, spesso senza un ordine preciso, un incessante andirivieni, come si può vedere dalla mappa che prima è stata proiettata, un incessante andirivieni di una vera e propria marea artistica e intellettuale, prima attirata in terra austro-tedesca dal prestigio imperiale, poi nel Settecento rispecchiando puntualmente le fortune della penetrazione asburgica nel nostro paese. Napoletani, il 20% circa, mica pochi, napoletani, il 20% circa, e poi toscani, lombardi, sudditi dei ducati padani, le fattorie austriache, le nostre fattorie, va bene, le chiamavano gli austriaci, la Lombardia e il Veneto, le nostre fattorie, sudditi dei ducati padani e veneziani più di tutti, quasi il 45%. E chi sono questi personaggi e cosa fanno? Artigiani di ogni sorta, stuccatori, affrescatori, tessitori, ebanisti, gioiellieri, scenografi, liutai, musicisti, scultori, architetti. Ecco, si pensi anche solo ai cinque Bibiena, no, capaci di prolungare per generazioni le loro fortune o di passarle all'interno della stessa famiglia molto spesso. E poi letterati ed eruditi di ogni specie, precettori, predicatori, pittori di bottega, questi ultimi non di particolare talento, ma e questo è il punto, ma proprio per questi portati, come tanti artisti e letterati di minor spessore e di minore originalità, a ripetere e dunque a consolidare una certa maniera italiana. Detto in altre parole, sono i mediocri che fissano la maniera italiana. E cosa fanno? Onorato un contratto o revocato lo stipendio per il capriccio del protettore o per le mene cortigiane, prolungano l'esperienza in terra straniera avventurandosi nelle città che ora si affacciano, le città del nord che ora si affacciano alla ribalta politica dell'Europa centro-settentrionale o orientale, in una suggestiva catena geografica culturale che ho cercato appunto di esemplificarvi sulla mappa, dove oltre a Vienna è soprattutto
nell'area compresa tra Weimar, Erfurt, Dresda e Berlino, che il fenomeno dell'irradiamento offre i riscontri più evidenti. Qui, in quest'area proprio, qui si traducono Dante, si traduce Petrarca, Tasso, Guarini, Galilei. Qui si pubblicano i primi saggi di storia tedesca della letteratura italiana e biografie di autori italiani, o si stampano giornali letterari italiani, giornali letterari in lingua italiana, come la Gazzetta di Weimar, che esce tra il 1787 e il 1789, di Christian Joseph Jagemann, autore anche di un dizionario importantissimo italo-tedesco. Di giornali dedicati esclusivamente alla produzione letteraria italiana, ne ho personalmente censiti almeno sette sul finire del Settecento, tra Weimar e ancora nell'Ottocento Vienna. Come riconoscere altrimenti un Grillparzer, il primo forse più importante, il primo importante, diciamo, letterato austriaco, senza ricostruire la sua assidua, costante, quotidiana frequentazione dei circoli italiani sul Danubio? Altri esempi di questa larga diffusione culturale e di questi percorsi migratori, più o meno famosi, occuperebbero qui troppo spazio. Facciamone uno per tutti, un nome per tutti, visto che siamo a Venezia, ed è quello di Bernardo Bellotto, che esemplifica bene questo andirivieni di incroci continui. Prima a Dresda, poi a Vienna, quindi a Monaco, poi ancora a Dresda e infine a Varsavia, dove morirà. Il marchio di garanzia del prodotto culturale italiano più richiesto ed esportato nel Settecento è l'Arcadia, che si avvale anche di una lingua poetica estremamente musicale, estremamente dolce anche all'orecchio, no? Quando questa, dopo la metà del secolo, comincia ad entrare in crisi, entrano in crisi poco per volta anche le richieste di cultura italiana. Il fenomeno non è subitaneo, immediato, sia chiaro, ma progressivo, sì, e si colloca in un momento, un po' dappertutto in Europa, di profonda ridiscussione ideologica e politica, che prospetta alla cultura nuove funzioni e nuove prospettive, tutt'altro che decorative. La rivoluzione francese e la lunga parentesi napoleonica sovvertiranno completamente queste inveterate abitudini filo-italiane. Nel momento proprio in cui, ed ecco il passaggio di consegna, no? Nel momento proprio in cui la cultura tedesca, non quella austriaca, sia chiaro, che sarà ancora per più della metà dell'Ottocento in costante ritardo legato ad un classicismo conservatore che era di rappresentanza proprio dell'impero, no? Poi ci sarà questa esplosione che è incredibile e che ha lasciato tutti di stucco, chi studia la letteratura, la filosofia, le scienze tra il 1780 e il 1920, questa esplosione di genio austriaco in ogni campo, da Hofmannsthal a Wittgenstein, se vogliamo dire, a Freud, eccetera, eccetera, ma fino alla metà degli anni 50 dell'Ottocento la cultura austriaca è notevolmente in ritardo e non a caso, ancora fino agli anni 40, i cimenti poetici di cui parlavo prima,
i cimenti poetici in toscano, continuano a svolgersi imperturbabili e i grandi funzionari austriaci, che molto spesso in questo caso, in quest'ultimo periodo, sono trentini per la penetrazione molto forte dell'Austria nel Veneto e nella Lombardia e nel Trentino, ed i trentini sono gli unici, anzi sono quelli che meglio garantiscono, diciamo, diciamo, l'interfaccia, la comunicazione vero plurilingue, ecco, plurilingue. Fino a quel momento però, appunto in Austria, alla corte austriaca, si continua imperterriti gli esercizi di italiano con i maestri di italiano e con i cimenti, con i cimenti poetici. Ecco, dicevo, la rivoluzione francese, la lunga parentesi napoleonica, sovvertiranno completamente queste abitudini. Nel momento in cui la cultura tedesca, e non austriaca, abbiamo detto, inizia il proprio volo in campo letterario, scientifico, filosofico e con una consapevolezza tutta nuova anche della propria lingua. È un passo che aveva già compiuto anni prima, ovvero Mozart, nel momento in cui rinuncia al libretto italiano, e per i nuovi libretti, per il flauto magico, per esempio, sceglie la lingua tedesca, con grandissimo scandalo dell'imperatore, e con i dubbi di tutta la cerchia del palazzo. No, con una consapevolezza, dicevo, tutta nuova anche della propria lingua. E questi nomi sono nomi che ormai non hanno più niente a che fare con la nostra tradizione arcadica, per esempio. Herder, Lessing, Villa, Wieland, Hölderlin, Kleist, Schiller, Goethe, lo Sturm und Drang, i due Schlegel. È una fioritura che spazza via del tutto il modello italiano in Germania. Nel Musenhof di Weimar, questa è la biblioteca di Anna Amalia di Brunswick-Wolfenbüttel, che è duchessa di Sassonia, Weimar-Eisenach. È una biblioteca bellissima, splendida, un gioiello incredibile che ha preso fuoco anni fa, con un incendio disastroso che ne ha distrutto più della metà, ed è stata riconosciuta, è stata in qualche modo ricostruita con un'architettura in parte moderna bellissima, stupenda. Weimar è veramente un gioiello autentico da visitare. No, ecco, in questa biblioteca, questa era la biblioteca, una delle tantissime stanze della biblioteca di Anna Amalia, che aveva costruito attorno a sé quello che lei chiamava un Musenhof, cioè un castello delle muse, Nel Musenhof di Weimar, dove la duchessa Anna Amalia intende ricreare in Germania un lembo d'Italia, mit Ton und Gesprach, cioè con il suono e con la lingua, con la poesia e con la lingua. Questo è un acquerello che raffigura la tavola rotonda della duchessa Amalia. In queste riunioni quotidiane, qui c'è una cosa anche comica, c'è un'osservazione un po' ridicola da fare. La tavola era esattamente rotonda, qui è rettangolare per la necessità del pittore di farci stare più conversatori possibili. Il primo sulla sinistra, questo con il cappello, con la parrucca chinato, è Maier, che è il grande corrispondente di Goethe per tutta la vita. Il terzo, 1, 2, 3, è quello vicino al tizio che ha la giubba blu, per intenderci. Il terzo chinato è Goethe.
L'ultimo del tavolo è Herder, e in mezzo c'è la duchessa Amalia. Riunioni quotidiane in cui molte volte si parlava soltanto in italiano. Nel Musenhof di Weimar, dove la duchessa Anna Amalia intende ricreare in Germania un lembo d'Italia mit Ton und Gesprach, più numerosi ormai di italiani e di tedeschi italianisti, che pure non mancano, oltre a Jagemann, voglio ricordare Johann Nikolaus Meinhard, grande traduttore di Petrarca, di Tasso e anche scrittore di una storia letteraria italiana, più numerosi ormai di italiani e di tedeschi italianisti sono gli Italienssüchtiger, i nostalgici, diciamo che è un termine intraducibile in italiano, e quelli che anelano al mondo italiano. Sono gli Italienssüchtiger, che a loro volta inaugurano il viaggio al contrario, come i neoclassicisti Anton Raphael Mengs e Johann Winckelmann, che cercano in Italia di cogliere non più la persona, il tipo dell'italiano o i testi letterari, ma l'arte staccata dall'uomo e la natura. Sono queste le due cose che interessano dell'Italia. Gli Italienssüchtiger, che a loro volta inaugurano il viaggio al contrario e cercano quel che più gli interessa o idealmente sublimano, proprio come Mengs e come Winckelmann. È all'Italia reale, che interessa sempre meno, cominciano a sostituirvi un'Italia immaginaria, irreale, frutto della loro Sehnsucht. Anche questo è il termine intraducibile, no? Ma che possiamo tradurre con anelito struggente, con la loro Sehnsucht, l'anelito struggente verso un sud classico e paganeggiante su cui proiettare i fantasmi del proprio immaginario. Sarà l'Italia degli Italienische Reise, compiuto tra il 1786 e il 1788, ma pubblicato soltanto nel 1816 e 17, di Johann Wolfgang Goethe. Eccolo qui, accoccolato, messo bene, tra le rovine di Taormina. Chi legge Il viaggio in Italia, che è ancora oggi un testo magnifico, proprio un testo base, proprio per conoscere questa Suchtigkeit del Sud, no? Che hanno. Nelle lettere di Goethe, nelle lettere a Goethe, la sua duchessa Amalia lo invita ripetutamente a ritornare in Germania, ma lui non ne vuol sapere. Lui intanto, il suo viaggio in Italia è molto particolare per le scelte. Lui ama e gli interessa maggiormente Vicenza, interessa più Vicenza per il Palladio, chiaramente, che non Venezia. Non gli interessa tantissimo Firenze, gli interessa molto Roma, ma non per le rovine, proprio per il clima, se posso usare questo termine un po' volgarotto, svaccato di Roma. E ci sono testimonianze anche nel circolo dei famosi pittori danesi di Roma, di ubriacature folli di questa gente, no? Se stava al sole, si ubriacava, guardava sì le rovine, ma Goethe soprattutto punta pervicacemente al sud, punta alla Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? No? Vuole andare in Sicilia e inutilmente la duchessa continua a bombardarlo di lettere appunto per farlo tornare.
Del resto, tra i limoni, gli aranceti e l'erba cipollina, che era l'unica cosa che poteva crescere a Weimar, la scelta era molto facile. E alla fine Goethe torna proprio con molto malessere e con molto dispiacere. Sta in un grande palazzo, ma si è fatta nel giardino, nel parco di Weimar, c'è la sua casettina personale molto piccola, in cui ha raccolto proprio le testimonianze e i ricordi di questo viaggio, come noi quando andiamo al mare per la prima volta e tiriamo la sabbia, le conchiglie, ci portiamo via la sabbia e la conchiglia. E c'è un pezzettino di mosaico qua, un'anforetta là, un pezzettino di capitello, proprio una specie di vorrei ma non posso, per ricordare proprio e per rivivere questa atmosfera che per lui fu indimenticabile. Sarà l'Italia dell'Italienische Reise che in un certo senso inverte, non certo per primo, ma con una risonanza straordinaria in tutta Europa, le parti, con un gesto carico di significati per la rappresentazione della sua tragedia Tasso, 1790, Goethe sostituirà nel giardino di bel riguardo della corte estensa i busti di Virgilio e di Ariosto con quelli di Schiller e di Wieland, un passaggio di consegne netto. L'ascesa e la maturazione in ogni campo del mondo tedesco, anche a livello politico, diciamo, rispetto all'Italia, è concreta ed evidente e troverà 30 anni più tardi un'evidenza pittorica nel grande dipinto di Friedrich Overbeck, Italien und Deutschland, 1828, dove amorevolmente e in posa protettiva, se fate caso, la biondina prende per mano la Moretta, la Germania prende per mano l'Italia. Il passaggio di consegne è dunque ormai avvenuto e lo sarà ancora più evidente nel corso dell'Ottocento, quando al progressivo distacco sentimentale nei confronti dell'Austria durante le guerre risorgimentali, qui cito Faldella, lo scrittore scapigliato Faldella, l'aquila asburgica cui strappare regolarmente le penne nelle composizioni di Italiano. Bene. Quando al progressivo distacco sentimentale nei confronti dell'Austria durante le guerre risorgimentali farà da contrappeso l'importazione massiccia nel campo culturale, politico e amministrativo dell'Italia unitaria, finalmente unita, di modelli germanici, addirittura prussiani, nell'organizzazione statale, ma anche nell'organizzazione degli studi letterari e scientifici. Chi pratica gli studi letterari sa che la filologia e la linguistica italiana di fine secolo nasce proprio il nostro giornale storico della letteratura italiana nasce proprio con l'Escher proprio su impronta di questi studi tedeschi. A questo punto, mentre dopo le prime manifestazioni indipendentistiche monta da ambo le parti il risentimento reciproco, l'Italia, fuori d'Italia, è un ricordo sbiadito, affettivamente respinto e in qualche misura persino imbarazzante, dunque da rimuovere. Noi oggi abbiamo cercato, con tutta modestia,
di ripristinarlo e di farlo rivivere. Grazie.